Come una sentinella issato sul bordo di un promontorio alle falde del monte Kuguruttu, domina e controlla la valle del Tirso e tutto il margine. L'imponente Nuraghe Orolo. L'imponente Nuraghe Orolo, simbolo del suggestivo paese di Bortigali, offre uno spettacolo di inusuale bellezza. Dalla sua sommità lo sguardo abbraccerà una vasta porzione di Sardegna centrale, dalla piana di Macomer all'altopiano di Abbasanta, sino al Gennargentu. Le condizioni del monumento, restaurato nel 1998, sono eccellenti. Un ancestrale scenario fa da contorno a una struttura architettonicamente elegante, realizzata con grandi blocchi di trachite ben squadrati disposti su filari irregolari. Il nuraghe è ampio e trilobato, ossia composto da una torre centrale a 2 piani, dal profilo slanciato, alla quale in epoca successiva alla nascita è stato aggiunto sulla fronte un corpo bastionato che comprende 2 torri minori, raccordate da una cortina muraria, dall'andamento lievemente concavo. L'ingresso trapezoidale, ricavato al centro del bastione, è chiuso da un architrave con sovrastante finestrino di scarico e conduce in un andito coperto a piatabanda, che sfocia a sua volta in 3 vie, frontalmente nella torre principale, a destra e a sinistra negli accessi delle torri laterali. Il corridoio è ricavato nella muratura, un'opera perfetta che non compromette la stabilità dell'edificio. Il mastio, ovvero sia la torre centrale con un diametro di ben 15 metri, alto attualmente 14, un tempo di più, è costruito con pietre di dimensioni decrescente. I grandi massi appena sbozzati dei filari di base diventano gradatamente più piccoli e rifiniti verso l'alto. La camera inferiore è circolare, alta 6,5 metri. La sua pianta è movimentata da 3 grandi nicchie disposte a croce e 4 stipeti ricavati nella massa muraria, leggermente rialzati dal pavimento. Dentro la torre principale visiterai 2 camere sovrapposte, al piano terra e al primo piano, entrambe coperte con una falsa cupola, quasi intatte. A destra, nell'andito che porta alla camera, si noterà l'elemento architettonico più caratterizzante. È la scala, realizzata all'interno della spessa muratura e illuminata da 6 feritoie, realizzate a livello delle pedate per illuminare i 56 gradini. I gradini, che salgono con andamento elicoidale ai piani superiori, ti condurranno in relativa sicurezza alla sommità del mastio. Accederai alla sala al primo piano da un pianerottolo, illuminata da un finestrone coronato da un poderoso architrave. È presente una pianta irregolare con 3 nicchie e 2 pozzetti a ripostiglio, profondi 3 metri. La cupola è in ottimo stato ed è alta quasi 6 metri. La
La scala prosegue sino al piano di svetamento, dove si individuano i resti di una terza camera. In origine la torre aveva almeno 3 livelli. Ai lati della torre principale si affiancano le 2 torri minori. Quella a destra, costituita da un ambiente circolare, si conserva per un'altezza variabile tra 1 e 5 metri. Quella di sinistra presenta una sala ellittica, con una copertura a cupola del tutto integra. Intorno al monumento, in un'area di oltre 2000 metri quadri, emergono tracce di una decina di capanne circolari e rettangolari e di un antemurale che difendeva l'insediamento. Queste ed altre caratteristiche appartengono al nuraghe Rolo, ma come lui, migliaia di nuraghi in tutta la Sardegna esaltano l'essenza di quello che fu l'ingegneristica della grande civiltà sarda, quasi 2000 anni avanti Cristo.